Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come sempre, come ogni venerdì, vi portiamo un po' con noi, vi facciamo vedere i vari lavori che dobbiamo andare a fare durante ovviamente i vari periodi dell'anno. Stiamo registrando questo video verso fine giugno, uscirà ovviamente nel mese di luglio, ma in queste settimane da noi si stanno registrando altissime temperature e quindi stiamo facendo vari lavori in estate per andare a dare ovviamente la massima qualità alle nostre uve. In realtà però giugno per noi rappresenta anche il mese della raccolta del grano. Non abbiamo grandi quantità di prodotto, nel senso che non è la nostra coltura principale, non è il nostro focus, però ci teniamo sempre insomma, un po' a documentare con voi anche la raccolta del grano brevemente, perché ovviamente io sto facendo un salto nel vigneto delle nostre corvine a vedere un po' la situazione sia di salute delle uve, soprattutto legate alla problematica del mal dell'esca e anche all'esposizione al sole di queste uve, perché soffrono un po' le scottature, per cui in questo momento dove veramente c'è tanto sole, tanto caldo, voglio un po' controllare come siamo messi con le cimature, se è il caso di provvedere a fare qualche piccola cimatura, anche leggera cimatura, anche questo vitigno, oppure a posticipare questa operazione di qualche giorno. Nel frattempo che ero qui è arrivata la trebbia nell'appezzamento qui di grano vicino, per cui vi lasciamo alcune immagini, le commentiamo brevemente, ma ve la lasciamo un po' così vedere al lavoro. Per la raccolta del grano siamo organizzati in modo molto semplice, cioè questa mattina abbiamo attaccato il nostro Lamborghini alla vasca d'acciaio, la Deusani, che generalmente, come sempre diciamo, è deputata alla raccolta, quindi alla consegna, al conferimento dell'uva, ma la utilizziamo anche in questo caso, in questi giorni, per la raccolta del grano. Ovviamente noi non possediamo la trebbia, per cui dobbiamo chiamare un terzista per fare la raccolta del grano e ovviamente lui è organizzato in questo modo: ha un trattore con un carrello che porta in giro la barra che serve appunto per la raccolta e ovviamente la trebbia che è la protagonista di questo video e della raccolta del grano. Situazione di raccolta ottimale in questi giorni perché caldo e molto secco, per cui sicuramente molto favorevole alla trebbiatura. A differenza di una trincia, la trebbia ha la possibilità di una tramoggia, per cui la raccolta del grano avviene all'interno di questo grande contenitore presente appunto dietro l'operatore e una volta che è pieno, una volta che l'operatore ritiene opportuno, va a svuotare attraverso un braccio e la coclea nel rimorchio. Al di là poi delle note tecniche che non siamo, diciamo così, non essendo noi stessi operatori di questo tipo di macchinari, per cui ci asteniamo da commenti tecnici. Ovviamente chi guida, chi opera su questi macchinari
è molto esperto, quindi noi ci asteniamo da qualsiasi commento tecnico, però ecco, al di là di questo, secondo noi la trebbia rappresenta sempre come anche la trincia per quanto riguarda il mais, rappresenta sempre una di quelle macchine trasversali all'interno di un pubblico diciamo appassionato, ecco, di grandi macchinari, al di là che siano essi agricoli o industriali o di cantieri. Ecco, rappresenta sempre una di quelle macchine che quando la si vede all'opera, secondo il nostro punto di vista, è sempre molto così affascinante vederla, perché è un po' per la stazza, un po' per la complessità meccanica, tecnica, un po' per il fatto che in pochi secondi fa qualche metro, avanza di qualche metro, raccogliendo letteralmente tutto quello che trova e raccogliendo poi ovviamente il grano all'interno della tramoggia e poi la paglia all'uscita. Ecco, ovviamente rappresenta un lavoro quasi emozionante, ecco, dal nostro punto di vista. Sicuramente questo pensiero condivisibile da tutti quelli che sono appassionati di agricoltura, ma anche simpatizzanti in modo molto largo dell'agricoltura. Quindi ecco che il papà, appunto, che attende la raccolta del grano, l'attende in fondo al campo, in modo tale che poi, quando il terzista decide, possa poi andare a svuotare la propria tramoggia all'interno del nostro rimorchio. Abbiamo un paio di appezzamenti da raccogliere, per cui dovrà andare a staccare la barra per fare lo spostamento una volta raccolto tutto il grano di questo appezzamento. La raccolta del grano per noi rappresenta il primo raccolto della stagione, perché ovviamente prima della vendemmia, prima della raccolta dei kiwi, ecco che la raccolta, la trebbiatura del grano si presenta sempre, appunto, nel mese di giugno come la prima grande raccolta all'interno della nostra azienda. Se vi fa piacere, scriveteci nei commenti come siete messi da voi con la raccolta del grano, se avete già fatto, se state per fare. Ovviamente considerate, con noi questo video, come dicevamo, lo stiamo registrando nell'ultima settimana di giugno. Noi abbiamo intenzione di andare a recuperare la paglia, che ovviamente è una sorta di scarto della raccolta del grano, quindi la trebbia, una volta aver battuto il grano e messo nella tramoggia appunto il seme, tutto quello che non è seme viene poi convogliato posteriormente alla trebbia e viene a formare questa lunga fila di paglia, ovviamente una a fianco all'altra, che poi verrà imballata in un secondo momento. Ecco, quindi siamo arrivati alla fine anche di questo video, un po' diverso dal solito, nel senso che non si occupa direttamente di viticoltura, però ecco, ci teniamo sempre un po' a condividere con voi anche magari quei lavori che si fanno un po' spot una volta all'anno, come in questo caso per noi la raccolta del grano dura un pomeriggio scarso, però brevemente, ecco, abbiamo avuto il piacere di condividerlo con voi. Come sempre vi ringraziamo di essere stati con noi, per cui iscrivetevi al nostro canale, ci fa sempre piacere, scriveteci qualche commento, magari come siete messi voi in questo periodo, quali sono i grandi lavori che dovete andare a fare nella vostra realtà, e ci vediamo come sempre venerdì prossimo con una nuova puntata.